Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Storia a lieto fine alla playa di Catania, dove 3 sottufficiali dell'Aeronautica Militare di Sigonella hanno salvato la vita a un bagnante in difficoltà. Il giovane non riusciva a fare ritorno a riva a causa del mare agitato. Traffico bloccato lungo la 19 in direzione Catania ed esattamente all'altezza di Buonfornello, dove si è verificato un incidente stradale, 2 i mezzi coinvolti, un furgone ANAS e un tir che si è ribaltato e ha ostruito la carreggiata. Incendio in una discarica abusiva nella zona dei cantieri navali a Palermo. Qualcuno ha appiccato le fiamme alla catasta di rifiuti. Le alte lingue di fuoco hanno sprigionato fumo visibile in diverse zone della città. Revocata l'ordinanza sindacale emanata a seguito degli incendi che un mese e mezzo fa hanno coinvolto la discarica di Bellolampo a Palermo. Il provvedimento prevedeva una limitazione al consumo di alimenti di origine animale. Chiudiamo col meteo per la giornata di domani, 10 settembre. La Protezione Civile regionale ha diramato lo stato di preallerta per rischio incendi in tutta l'isola. Cieli sereni con poche nuvole sparse e temperature con punte di 31 gradi. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento domani alle ore 13:30. Arrivederci.